Cioè io sono molto preoccupato, nel senso che, vedete, quando noi parliamo di tempi rispetto alla costruzione di questo progetto, molti compagni pongono una questione legittima, credo, però insomma su cui noi tutti dobbiamo riflettere, della necessità insomma di fare un percorso anche dal punto di vista dell'appartenenza. Beh, io credo che la gente non è che ci stia a aspettare. Cioè i tempi qualche volta non è che li possiamo dettare noi, molto probabilmente li detta la gente, e quei milioni di voti che noi abbiamo preso, che hanno come riferimento quel progetto, che significa la ricostruzione della sinistra in questo paese, con la propria autonomia, come diceva Andrea D'Apporto, con un proprio progetto. Beh, guardate che insomma, se noi aspettiamo, quella gente la perdiamo. Noi abbiamo dato l'opportunità a questa gente, va bene, di costruire un'ipotesi di un progetto, e anche qua l'ho detto molte volte, insomma, quando si parla di progetto significa quello che ha detto Ciccio Indovina, significa dare un'ipotesi alla nostra gente che una società possibile è diversa, cioè dobbiamo ricominciare a ricostruire nel pensiero collettivo, insomma, che il sognare è un fatto importante. Vedete, io ho avuto l'opportunità di andare a distribuire i volantini, come hanno fatto molti di voi, insomma, e ho colto che c'è una discrepanza rispetto così all'impegno, alla necessità di capire cosa sta succedendo nel nostro paese, tra la vecchia e le nuove generazioni. Spesso e volentieri i giovani non volevano il volantino. Allora io colgo su questa cosa un elemento fortemente discrepante tra quello che diciamo noi e insomma quello che i giovani, le nuove generazioni su cui noi dovremmo prima o dopo fare riferimento, con una cosa fortemente negativa, cioè questi non sono più capaci di sognare, non hanno più la capacità di costruire un'ipotesi progettuale che gli permetta di pensare una cosa diversa. Allora, siccome noi questa opportunità la stiamo dando, credo che i tempi siano brevi, nel senso che, vedete, io sono tra quei compagni che ritiene che ci sono momenti in cui c'è la necessità di costruire elementi di mediazione, capire quali sono le esigenze dei compagni che sono all'interno di questo progetto, ma ci sono anche i momenti in cui c'è la necessità di esprimere la propria rottura. E quando pongo la questione elemento di rottura, pongo la questione che insomma da qui deve partire Sinistra e Libertà. Perché se noi pensiamo, e quel documento fatto da Ciccio e non solo, va bene, quel documento ha una caratteristica, dire guardate che stiamo facendo partire quel progetto nel territorio, stiamo costruendo i presupposti che un'ipotesi costituente di una sinistra forte, di una sinistra che abbia la capacità di ripensarsi, di ripensare la società, parte da qua. Perché quando noi altri parliamo, per esempio, così della questione democratica, noi dobbiamo porci un problema, dobbiamo anche ricostruire i luoghi della democrazia, laddove vengono i processi, dobbiamo ricomporre il rapporto con la gente, perché sennò altrimenti non andiamo da nessuna parte. Io credo che i luoghi della democrazia sono un elemento fondamentale se vogliamo ricostruire una sinistra in questo paese, se vogliamo fare un'altra cosa, se vogliamo fare il partito che guarda a sé, che entra dentro una logica di questa società, cioè guarda soltanto se stesso e non guarda quello che c'è fuori. Io credo insomma non abbiamo prospettive. Detto questo, per quello dico che da qui deve partire un'ipotesi anche organizzativa. E guardate, io sono tra quei compagni che sono d'accordo sui contenuti, io credo che ci sia necessità di fare una discussione tematica sui contenuti, sia dal punto di vista dei contenuti territoriali, sia dal punto di vista dei contenuti nazionali, perché noi altri dobbiamo essere, questo luogo di democrazia, dobbiamo essere partecipi alla costruzione di un'ipotesi anche a livello nazionale sui contenuti. Cioè io non lascio fare più a nessuno. C'è chi ha fatto disastri rispetto a questa cosa,
Cioè i meccanismi di delega in questo paese hanno rotto quei meccanismi di democrazia. Io credo che invece da qui bisogna ripartire e quindi costruire meccanismi di rottura per far capire che quel progetto corre se ci sono altri modelli di democrazia e altri modelli di organizzazione. Vedete, l'organizzazione, stavo per dire prima, non è una cosa neutra. Cioè noi altri riusciamo a far capire cos'è sinistra e libertà in rapporto a come ci organizziamo, a come discutiamo, a quali sono i meccanismi che su cui ci rapportiamo alla gente. Questo è il meccanismo. E su questo, insomma, io colgo la necessità di fare quel coordinamento e anche i circoli, perché questo è il meccanismo su cui si ricostruisce un modello organizzativo che dà il senso alla gente di come siamo e di quali saranno i nostri contenuti e di come noi ci prefiguriamo un modello di società, perché l'organizzazione è questa, sapete. Non è un rapporto tra i singoli compagni che hanno dei punti di vista diversi e da questo punto fanno lo scambio. C'è una discussione tra me e Ciccio su questo, nel senso che io ritengo che la mediazione sia un elemento estremamente importante, la mediazione però vista come un nuovo sviluppo rispetto a quei contenuti. Cioè nel momento in cui io faccio una mediazione con i compagni, trovo un elemento di novità, quello è il punto di riferimento e di costruzione rispetto ai miei contenuti. È quello. Allora, vedete, io sono perché si faccia in fretta queste due cose. La questione del coordinamento, come hanno detto molti compagni, e la questione dei circoli, che secondo me sono ancora più importanti per alcuni aspetti, perché non esiste una separatezza tra le due cose. È impossibile che io possa pensare un'ipotesi di coordinamento senza l'idea dei circoli. Cioè questo è un intreccio che è indispensabile, vitale a tutte e due, perché non c'è separatezza, o perché possiamo costruire una discussione mensilmente rispetto a questioni tematiche, facciamo tutto quello che volete, io sono disponibile a discutere queste cose, però l'intreccio tra la questione dei circoli e la questione del coordinamento è fondamentale agli spazi di democrazia e ai percorsi democratici, è un nuovo modello organizzativo di questa sinistra libertà.